Niscemi del presidente Di Franco sembra pagare ancora lo scotto del salto di categoria. Appena 2 punti raccolti nelle prime 3 giornate, frutto dei pareggi consecutivi contro la Nebros per 2-2 e sul campo del Leonzio per 1-1. Per i gialloverdi è arrivato il momento di accelerare, ma l'ostacolo non è dei più semplici. Il Vittoria, formazione tra le più accreditate al salto di categoria, è reduce da 2 successi di fila dopo il pesante KO d'esordio in casa del Rosmarino. A rendere ancora più interessante la sfida il recente confronto in Coppa Italia. Appena 4 giorni fa le due squadre hanno impattato 0-0 nell'andata degli ottavi. Questa volta sarà il Gianni Cosimo a fare da cornice alla partita. Grazie all'immagine a cura di Andrea Martorana passiamo a raccontarvi del film di questa sfida che si apre dopo 5 giri di lancette, col primo sussulto di marca locale su un giro palla errato del Niscemi. Cacciola si avventa sulla sfera, prova a scartare Dibba andando giù tra le proteste biancorosse, lascia correre il signor Carpinteri. Risposta gialloverde con il cross parabolico all'indirizzo di Ardes, ben appostato sul secondo palo, incornata che si schianta sulla traversa. Si gioca ad ottimi ritmi a Gianni Cosimo, sovrapposizione a destra di Lopizzo che dal fondo serve Cocimano, clamorosa chance sciupata dall'ex capocannoniere del campionato. Gara senza esclusione di colpi, cross da destra di Messina allontanato dalla difesa biancorossa sui piedi di Parisi, il cui mancino viene smanacciato da Malandrino. Al 17esimo percussione centrale di Lucarelli che spacca in due il Niscemi, imbucata per Ankovic che va giù al suo ingresso in area, indica il dischetto e il calcio di rigore e questa volta il signor Carpinteri tra le proteste gialloverdi, e ne hanno ben donde. Sembra piuttosto zelante l'intervento del direttore in Siracusa. Dal dischetto trasformazione rabbiosa di Turico Cimano, destro potente e centrale che fulmina Dibba. Biancorossi che trovano il raddoppio 7 minuti più tardi su azione di sfondamento di Lucarelli e Cacciola a prendere il fondo a destra, cross velenoso che attraversa tutta l'area prima di trovare Cappello ben appostato sul secondo palo e pronto a gonfiare la rete. Niscemi che prova allora ad alzare il baricentro concedendo il fianco alle ripartenze biancorosse. Cacciola scappa via sull'auto mancino, prova a servire Ankovic in mezzo, ma c'è l'intervento di una gran carriera da parte di Martinez. La ripresa inizia subito con un'occasione per i biancorossi. Cocimano da piazzato va con il destro a foglia morta dando solo illusione del gol, allungato in corner Dibba. Al 52esimo arriva il primo cambio per mister Commendatore dentro Diavu per i gialloverdi, cambi che non sortiscono però gli effetti sperati. Cocimano infatti si avventa su un pallone vagante sulla tre quarti, punta trovato, lo ubriaca di finte prima di trafiggere Dibba con un destro velenoso dai 25 metri che fa Vittoria 3, Niscemi 0 e doppietta per il capocannoniere dello scorso campionato, tirato a lucido anche con la maglia biancorossa a strisce verticali. Gialloverdi che però non ci stanno a fare da sparring partner e provano a scaldare i guantoni di Malandrino con Mauro, attento l'estremo difensore biancorosso sul suo palo. Secondo cambio intanto con Urruti che prende il posto di Trovato al 65esimo. Il Vittoria però nei suoi interpreti ha qualità e fantasia in tutti i reparti. Solomon dai 30 metri spacca la traversa con un tentativo in drop. Niscemi che di contro prova a riaprire la gara, ma il destro di Diavu non può impensierire Malandrino. Atteggiamento tutt'altro che remissivo dei gialloverdi, con Mauro che cerca il jolly dalla distanza, percorre solo un brivido lungo la schiena di Malandrino. Sforzi premiati al 76esimo per gli uomini di mister Commendatore, sventagliata parabolica da destra per Amaya che trova un assist visionario per l'inserimento di Aramburu che riapre la sfida del Gianni Cosimo. Ci mette però appena 3 minuti il Vittoria a gettare acqua sul focolaio giallo-verde su corner da sinistra. Zappalà esce dai blocchi e fredda Dibba per la quarta volta. Nel finale però c'è ancora tempo per la rete di Federico Amaya, direttamente a rinvio lungo di Dibba, vince un contrasto e scarica in rete un destro rabbioso per il 4-2 di giornata. Allo scoccare dei 90 regolamentari, incursione di Solomon, moto perpetuo del centrocampo bianco-rosso fermato sul più bello dall'uscita di Dibba. Non c'è più tempo, il triplice fischio del signor Carpinteri di Siracusa sancisce la fine della sfida tra Vittoria e Niscemi. Sono i biancorossi ad aggiudicarsi i 3 punti per 4-2. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.